chiamo Isabella Mastino, sono autrice del libro Ma io non vedevo quella luna, breve antologia di Grazia Deledda. Sono un avvocato, un dottore di ricerca in diritto romano e diritto penale, ma da qualche anno ho accantonato la professione giuridica per dedicarmi interamente allo studio della letteratura sarda, in particolar modo di Grazia Deledda. È infatti stato pubblicato da Alfa Editrice il primo volume dell'antologia di Grazia Deledda, quello appena citato, e in uscita il secondo volume, sempre concernente le opere che sono riassunte e commentate appunto di Grazia Deledda, unica scrittrice premio Nobel per la letteratura in Italia. Io ho scelto Grazia Deledda perché, a dispetto di tutto l'ostruzionismo che è stato fatto nei confronti della sua figura e della sua opera, ostruzionismo io credo senza precedenti nella storia della letteratura italiana, quando ho terminato lo studio dell'intera sua opera ho trovato conferma di quanto avessi percepito fin dalla prima lettura delle sue pagine, cioè l'assoluta immortalità e universalità delle vicende, dei sentimenti e dei personaggi da lei descritti. Le sue storie e la sua prosa arrivano dritte al cuore del lettore, superando i confini dello spazio e del tempo, e sono impreziosite dalla profonda e suggestiva cornice sarda nella quale si inquadrano, cornice sociale ma soprattutto naturale, perché lei ha trovato il modo, tramite la sua origine sarda, di far sì che la natura si facesse portavoce dei sentimenti più intimi e spesso inconfessabili dell'animo umano.